Il cammino è diventato il suo modo di ricercare l'equilibrio mentale nella lotta contro la grave malattia che lo ha colpito da 8 anni, gli aveva dato una speranza solo di 20 giorni. Autore di 2 libri, una storia che ha dell'incredibile, unica nel suo genere, lui è Andrea Spinelli qui al mio fianco. Buonasera. Ciao, grazie dell'invito e buonasera ai telespettatori. Allora, dire raccontaci la tua storia, andremo avanti per altri 8 anni, però magari capire cosa è successo appunto 8 anni fa, quando ti hanno diagnosticato un tumore al pancreas. Una grave patologia oncologica che per l'esattezza è un adenocarcinoma alla testa del pancreas, e anche non operabile in stato avanzato. Il non operabile poi paradossalmente anche è stato purtroppo aggiunto dopo un'operazione che non è andata a buon fine, un'operazione molto delicata che ho subito all'ospedale di Pordenone, però ripeto, ero entrato in un pronto soccorso ed era l'ottobre del 2013, quindi ecco, c'ho un sorriso che mi arriva fino a qui perché adesso siamo nel 2021, sono ancora vivo. Avevano dato 20 giorni. Poco tempo, quando io sono rimasto in ospedale 3 mesi, da ottobre a dicembre, sono stato dimesso a metà dicembre, però purtroppo non potevo iniziare le terapie salvavita, non potevo iniziare né chemioterapia né radioterapia, perché avevo dei valori che purtroppo non rientravano nei parametri per cui poter iniziare una terapia salvavita. Sono stato mandato a casa fondamentalmente, sì, è brutto da dire, ma con poca aspettativa di vita. Poi dentro di te cosa è successo? Cosa ti è scattato? Cioè, c'è stato il momento della depressione, c'è stato il momento in cui hai detto voglio fare qualcosa per ricercare il mio equilibrio, voglio fare una cosa straordinaria, non lo so. Cosa è successo? Naturalmente. Perché tu eri un fotografo, giusto? Fotogiornalista Sì. E anche ho un passato in aeronautica militare. Ero una persona che a 40 anni pensava di avere il mondo tra le mani e invece non è stato così. È bastata, tra virgolette, perché è un'esplosione quella che accade quando ricevi una diagnosi del genere. Però ecco, la depressione, certo il momento buio c'è, è durato pochissimo, è durato poco perché io mi ricordo il dottor che era il primario di chirurgia, addirittura chiesi io alla fine, perché a me non lo dicevano, se avevo il cancro e se avevo quello al pancreas proprio, perché oggi col computer fai anche, sei veloce, esatto, anche a vedere in base a quello che mi facevano e i sintomi che avevo tutto giallo, quindi avevo un ittero in corso, eccetera, eccetera. Certo, però se si fa, come si dice, se si resta nel buio, il buio accelera tutto. Invece ho detto, tra me e me ho detto, prova a uscirne con le 2 gambe. Naturalmente con le mie gambe non ne sono uscito subito, perché io sono entrato che pesavo 110 kg quasi, e sono uscito quel metà dicembre e pesavo 62 kg, non avevo più fibre muscolari, ho un bastone che ora mi accompagna, è poggiato lì, è un amico della mia viandanza. Facciamo vedere dopo la pubblicità magari, così è il simbolo del... Abbiamo chiesto ad Andrea, quando l'abbiamo invitato, lui ha accettato questo invito, capirete che è una persona molto conosciuta, che magari avrete letto un po' dappertutto anche con i suoi libri che dopo vi presenteremo. E qualcuno anche se va a fare una ricerca su internet leggerà il Forrest Gump italiano, ultimamente hanno messo questo titolo. Quando gli ho chiesto ad Andrea, scusa, con che cosa ti definiamo, nel classico sottopancia che si vede, poi viandante mi ha detto, mettiamo viandante, perché la forza l'hai trovata col camminare, sì, no? Sì, l'equilibrio, ecco, è giusto naturalmente mettere un attimo i passi nel giusto ordine, poi ti dico, ho iniziato come all'improvviso, questo valore è tornato nei ranghi, e il 2 gennaio del 2014, non l'1 perché era festa, il 2, ho iniziato la chemioterapia. Io porto 19 anelli nelle mani e vi posso assicurare che non è una moda, ma è ogni mese di terapia salvavita che ho fatto, tra chemio e radioterapia. Affermato col tumore, che è un tumore aggressivo, molto aggressivo. Poi c'è, ecco, un altro passo qual è? Arriviamo piano piano, recupero le forze. Nel 2017 il mio oncologo Giovanni Lorè del Cro di Aviano, oggi lo considero un papà veramente perché gli devo tanto, non c'è più nulla da fare. Ecco, attenzione, queste parole, non c'è più nulla da fare, perché la chemio, il corpo si intossica. Come non c'è più nulla da fare, Giovanni? Io ho detto, sai che ti dico, io ora da casa mia abitavo a Fiume Veneto, all'ospedale vengo a piedi, sono 10 chilometri.
grosso modo, se fai il giro più largo sono 12. Ti ha dato del matto? Sì, mi ha dato del matto e anche uno scappellotto davanti a tante persone nel corridoio dell'ospedale civile di Pordenone, perché l'oncologia del CRO aveva all'epoca un distaccamento, diciamo lì, e io entrato in ospedale sono rimasto lì. Però ecco, mi ricordo era una TAC, la mia prima passeggiata, e tutti stupiti da questa cosa, ho preso dei rimproveri, però da lì in poi io ho iniziato a camminare a piedi e poi piano piano ecco, arriviamo al clou dove io mi trovavo a Lussari per caso, Monte Lussari, località conosciutissima non solo da chi abita in Friuli Venezia Giulia ma nel mondo, e ho iniziato a camminare a piedi e sono arrivato all'Oceano Atlantico col tumore che ho. Sono quasi 3.000 chilometri. Prendevi forza man mano che vedevi che comunque non erano più quei 20 giorni, che comunque qualcosa si era fermato, non c'era stata la metastasi. Sì, esatto. Quindi prendevi ancora maggior forza. Esatto. Poi ecco, l'altro passo qual è? Dopo questo mio iniziare a camminare, dopo 3.000 chilometri, tanti chilometri a piedi, nel 2019 io cerco di accelerare proprio per far capire il percorso. Al CRO poi viene tramite sempre un patologo, l'oncologo che mi segue, un radiologo, viene fatta una pubblicazione scientifica, si scopre facendo degli esami molto più dettagliati che ho un sistema immunitario un po' particolare, che questa è una cosa bellissima per me perché sono ancora vivo, però è una cosa con cui è difficile camminare perché non è una fortuna di tante altre persone che hanno la mia stessa malattia. Allora questa cosa mi ha dato ecco, ancora più consapevolezza, tante persone man mano nell'arco di questi mesi hanno incominciato a... Abbiamo anche alcune immagini. Eccolo, è Lussari. Stupendo. Sì, da qui si vedono un crocifisso. Col bastone, sì, col bastone che devi farci vedere dopo. Esatto, faccio le mie riprese con un sistema che... Anche i vostri tecnici sono rimasti un pochettino stupiti, però no, qui io non mi ricordo se c'è la GoPro, se secondo me, però utilizzo sia il telefonino che la GoPro che poi mi ha regalato mia sorella, fondamentalmente fa da stabilizzatore perché il braccio è molle e il corpo è rigido, quindi è qualcosa di strano, ho scoperto così. Mi viene da aggiungere qualcosa, non sono un medico, non sono scienziato, ma... non è che noi vogliamo fare questa trasmissione per dire guardate qui c'è una persona che vi insegna che camminare permette di curare il proprio tumore, giusto Andrea? No. Cioè il tuo è un caso eccezionale. Esatto, diciamo che il cammino ti ha dato un equilibrio, però è stata una passione, esatto. Le passioni fanno vivere alla fine. Certo, è un equilibrio che mi aiuta piano piano, ho cercato, e con questo cammino, la serenità, una cosa che è difficile da avere perdendo tutto e anche con la malattia che si ha, ecco, una malattia che non è stata guarita, purtroppo l'operazione non si può fare. Dovrei convivere. Devo viverci il più possibile, mi sono accorto che ogni giorno che ho aperto gli occhi è un regalo, allora da lì ti cambiano tutti, ti cambiano dei valori che già avevo fortunatamente diciamo positivi nella vita, però cambia la scaletta, ecco, cambia l'ordine. Ogni giorno è una conquista, ogni giorno un po' di paura. Sì, con la paura ci vivo ogni giorno e questo è, infatti la mia non è una sfida assolutamente, con la paura ci vivo e un grande personaggio che il giudice Falcone anche ha detto che è come gestisci la paura ce l'hai, quindi ecco persone molto più, come si dice, fondamentali e importanti di me l'hanno detto, quindi io non mi sono inventato assolutamente nulla. Quindi quando diciamo viandante a 360 gradi perché comunque tu sei arrivato con un camper qua. Sì, ci vivo ormai da un anno. Perché non è una sfida quella, cioè no, è stata una necessità, una scelta di necessità. Purtroppo... Con tua moglie? Sì, con mia moglie e un cane di 17 anni, che anche quello... Tua moglie cosa ti ha detto di questa lotta per la sopravvivenza o non so come definirla, questa passione di vivere? Mia moglie è la mia sopravvivenza, mia moglie è la stella polare. Da soli non si va da nessuna parte, se io non avevo mia moglie accanto non ero qua con te, questo ormai lo so per certo, perché io col suo permesso, Se cammino vivo, nel primo libro facciamo vedere, dove racconto grazie alla nostra regia,
due libri, dopo gli spieghiamo, insomma, hai realizzato 2 libri, hai scritto 2 libri. Il primo ho deciso di condividere Se cammino vivo. Se cammino vivo, è il sottotitolo proprio Se di cancro si muore, Eccolo pur qua. si vive. Se di cancro si muore, pur si vive. E qui racconto nei dettagli tutto, però ecco, col permesso di mia moglie ho raccontato anche un dettaglio che fa la differenza, veramente, ha fatto la differenza per me, perché mentre io ero in fin di vita nell'ospedale di Pordenone con respiratore e tutto, è venuta a mancare la madre di mia moglie è di Manila, Filippine, quindi stiamo parlando l'altro lato del mondo. Cioè posso dire, era il destino della tua vita, che dovevi comunque passare da una parte all'altra del mondo. Sì. Cioè, la scelta della ci moglie, completiamo, no? È come lo sì. yin e lo yang, il bianco e il nero, proprio 2 cose opposte, però ci completiamo. 21 anni di matrimonio adesso a novembre, se arriviamo in forza. E purtroppo gli è venuta a mancare la madre. Il mio pensiero qual era? Il pensiero mio che mi ha fatto agitare, mi ha fatto andare in emergenza lì all'ospedale, erano i soldi, il biglietto aereo, mandarla dall'altro lato del mondo, mentre ci ha pensato mia sorella, alcuni amici hanno fatto tutto questo, me l'hanno poi raccontato nei dettagli, io ho solo vissuto dei momenti drammatici, e però dopo 10 giorni me la sono ritrovata ai piedi del letto e non riflettevo su una cosa importante. Ecco, io pensavo ai soldi, stavo morendo io, era già morta sua mamma, e quindi col suo permesso ho raccontato questa cosa per far capire che senza, ecco, da soli non si va da nessuna parte, se non si ha una forza, un qualcosa esterno che veramente ti aiuta e ti fa capire. Poi naturalmente sono diventati tanti i salvagenti nel corso della viandanza, no? Gli incontri, le cose, sarebbero ore e ore e giornate con la gente di cui l'incontro con la gente ti ha fatto vivere anche. Sì. Allora, noi andiamo in pubblicità, poi vabbè, adesso puoi andare a prendere il bastone così lo vediamo anche direttamente, e poi parliamo anche di Camminante, che è l'altro libro. Pubblicità. Eccoci per la seconda parte di Screenshot, una puntata particolare, post Ferragosto. Volevamo raccontarvi una storia, lasciando tante altre che ne abbiamo raccontate nel corso delle nostre puntate, una storia particolare di un siciliano? Sì, nato a Catania. Nato a Catania, lo vedete, Andrea Spinelli? È friulano d'adozione. Sì, ecco, il friulano, sì, adottato da questa splendida... o cittadino di tutto il mondo, perché alla fine ti stanno adottando tutti gli altri. Sento tanto il Friuli Venezia Giulia. Andrea è malato di un tumore al pancreas, però ha trovato il suo equilibrio camminando per 8 anni ormai, vi faccio vedere questo oggetto, che in verità è un bastone, super stemmato, credo. Sì. Ci sono tutti i cammini? Ci sono tanti passi, alcuni anche qui come il Rifugio Pordenone, come il Lussari. Io lo vedo da qua, Bolzano. Adesso possiamo dire Sappada perché... ecco, Sappada, sì, ma ci sono anche altri... Tanti, poi ci sono in Spagna, in Francia, Slovenia, tanti posti dove sono stato, dove, ecco, questo bastone è un bastone che io ho utilizzato uscito dall'ospedale, perché non riuscivo a camminare neanche. E grazie sia alle cure mediche, grazie anche all'amore, è un fattore importante della professionalità che ho incontrato nel mondo, io qui della sanità del Friuli Venezia Giulia, fortunatamente a Pordenone. Quando si sente parlare, ti sei avvicinato alla scienza, sì. Ti sei avvicinato alla medicina. Che cos'è stata la pandemia per te? Un qualcosa, intanto ho accennato prima agli anelli, 4 sono per l'ultima chemio che io ho fatto nel 2000. Riusciamo a fargli vedere questi anelli, nel 2000, tu li hai citati, no? Eccoli qua. Sì, non è una moda, perché gli piace prendere gli anelli. No. Dicevi che erano 19, quanti? Ogni mese di terapia salvavita che ho fatto, perché all'inizio era talmente delicata la mia situazione che ogni mese era un traguardo forse irraggiungibile. Certo. Poi con la consapevolezza, poi nel 2019 si è scoperto questo mio sistema immunitario particolare e che con il movimento fisico dà risposta positiva, diciamo a questo. 2019 siamo praticamente pre-pandemia e poi è arrivata la pandemia. Ho fatto 4 mesi di chemioterapia al Coro di Aviano, perché l'ospedale poi, la parte di Pordenone è stata chiusa proprio a causa del Covid. E non è stato semplice, questo è inutile negarlo, nasconderlo, non è stato assolutamente facile. Uno, proprio per i fattori che prima dicevo, la mia forza è mia moglie, perché da soli non si va da nessuna parte, e trovarmi all'improvviso di nuovo in terapia salvavita senza avere accanto anche solo per un saluto mia moglie è stato un qualcosa che mi ha fatto affrontare questi 4 mesi in maniera
veramente in maniera difficoltosa, nonostante avevo un corpo fortissimo, nonostante la malattia. Venivo da un cammino in Portogallo dove camminavo 40 km al giorno, anzi chiedo scusa, il Portogallo del nord della Spagna, dove era una media alta veramente mi spostavo 12 ore lunghe e mi sono trovato a fare 3 ore di passeggiata con accanto mia moglie nel parco a Pordenone. Però ecco, non averla nel reparto dove io effettuavo la terapia salvavita per me è stato drammatico. Da lì sono state le scelte poi di vendere la casa e oggi vivo in camper e mia moglie si è licenziata e stiamo insieme. Ecco, il Covid è stato un qualcosa che di nuovo, come il cancro, ha fatto esplodere la mia vita nel 2013, il Covid ne ha ancora accentuato l'esplosione. Senti, hai parlato di Se cammino vivo, però dopo c'è Il camminante, che è l'altro libro. Sì, Il camminante fondamentalmente è evoluzione di Se cammino vivo. Il camminante nasce prima di tutto perché sono ancora vivo e ho passato il 5º anno, per chi affronta patologie oncologiche sa che abbiamo questa cosa della statistica dei 5 anni che non è una cosa bella, non è facile da vivere, però io sono andato oltre, ora sono 8 gli anni. Quasi un record? Col cancro al pancreas, con questa diagnosi e con la gravità che evidenziano le TAC, anche l'ultima che ho fatto i mesi scorsi, sono stato ricevuto anche dal ministro Sileri, del viceministro, a Roma, se non sbaglio il 21 dicembre del 2019, il 17 era uscita questa ricerca, questa pubblicazione sulla mia malattia, a firma del CRO, e è stato un misto di coincidenze, perché novembre è il mese di sensibilizzazione sul cancro al pancreas, lui era il politico che quindi è venuto a conoscenza della mia situazione e poi mi ha invitato per ecco, sentirsi dire sì, che lui è gastroenterologo tra l'altro, non so se molti lo sanno, ma questo non lo sapevo. e quindi è rimasto mi ha detto come posso aiutarti. Io onestamente gli ho dato il libro, però gli ho detto no, mi permetto di dirlo, non lo metta in fila insieme agli altri, ma ho uscito dalla borsetta, dallo zaino che avevo, ho uscito le copie della ricerca, io ho detto con la possibilità di divulgarle. Purtroppo il Covid, perché questo è accaduto a dicembre, e quindi il Covid poi ha di nuovo mischiato le carte e tutto è diventato più complicato. È più complicato attualmente, non ci si può abbracciare, non si può baciare, esatto, è tutto complicato. La fortuna del nostro incontro è data dal fatto, al di là dei contatti che mi hanno permesso insomma, di poter incontrare Andrea Spinelli, anche dovuto al fatto che ho detto lo vorrei avere in presenza, non semplicemente dietro a uno schermo come tante volte si vede via Skype o via Zoom, insomma come vedete anche nelle nostre puntate che sono a distanza. Una fortuna anche averti perché se non sbaglio non sei mai stato qua a Telefriuli, oltretutto. No. Però tanti ti hanno invitato a livello nazionale, TV nazionali, però anche hai detto di no. Cioè, tanti avrebbero voluto fare carte false per essere presenti magari in televisione, però non hai voluto fare lo showman della situazione, perché non c'è il fenomeno da baraccone, no? È capitato reti importanti sia nazionali sia private a livello nazionale, però ecco, ho un cancro al pancreas. Prima di tutto viene questa malattia e le persone che come me, tantissime, hanno la stessa malattia e quindi sì, c'è il camminare, ci sono i passi, però non c'è il fenomeno, ecco, non c'è la persona che sfida la malattia. Cioè non vorresti che altre persone emulassero questo per dire ecco vedi io posso guarire così? No, anche perché se era così facile, veramente se uno si poteva mettere in cammino e mettere da parte, non è così. La vita che mi accompagna come la malattia che ho, con la malattia che ho è difficile, è complicata, però io non perdo la speranza. Ecco, allora com'è la mia missione ora è questo mi è rimasto fondamentalmente, perché la viandanza dà il completarsi e l'incontro con l'altro, c'è poco da fare. Allora se io posso condividere quello che può interessare agli altri della mia vita e può aiutare gli altri, perché non si deve perdere la speranza, e vi posso assicurare che le tempeste nella vita sono tante. Io ho incontrato camminando tante persone e non tutte erano malate, grandi camminatori. Infatti volevo capire il rapporto con l'altro, cioè con le altre persone, perché tu, se non sbaglio, hai anche un sito, un blog. Sì. Cosa ti chiedono? Io
Dico purtroppo perché oggi quello che è social con cui io ho iniziato si è trasformato un pochettino, infatti ci sto un po' meno, nel senso che c'è tanto odio, vedo, invece io cerco di trasmettere tutto il contrario, ma positività, e quindi ci sto poco, però ecco dietro ci sono migliaia di persone che mi seguono, tante sono malate come me, mettici, io sono sempre un pochettino così ironico, nel senso c'è tanta gente che aspetta di vedere come andrà a finire, ma c'è anche tanta altra gente che invece o è nelle mie stesse condizioni, ho avuto un familiare, o comunque è nella tempesta, anche una tempesta diversa dalla malattia, che però trova in questo modo mio di, ecco, di prenderla con un sorriso che non è un sorriso di sfida, ma è un sorriso di serenità, che io so di essere andato oltre e quindi spero di dare un senso alla mia vita adesso, ecco, cercando di comunicare agli altri di non perdere la speranza. Quello, altro, questo è il messaggio, è il messaggio che vorresti lanciare, quindi agli altri, non perdere la speranza. Ma in qualsiasi situazione, che non è solo quella della malattia, assolutamente. Tuo sogno, ti chiedo come ultima cosa. Svegliarmi domani mattina, quello è il mio più grande regalo e quello ringrazio sempre di aprire gli occhi, ecco, quindi quello, ecco. E poi vivrò quello che la giornata mi regalerà. Le foto le hai accantonate invece, la passione per la fotografia? Sì, passione che era anche una professione dove l'ho fatta a livello, io sono iscritto all'ordine dei giornalisti, poi tutto si è andato via, esploso insieme alla malattia. Nessun rammarico? No, rifarei tutto, è la mia vita, è la mia vita, è la mia vita. Forse se ho un rammarico forse di essere andato troppo veloce, quello sì, di essere andato a una velocità eccessiva. Specialmente nel mondo giornalistico è una cosa, esatto, ora i tempi si ristringono, io mi ricordo allo stadio nel primo tempo volevano già i 10 minuti, 15 foto, se non succede niente è complicata la cosa, quindi comunque si vuole tutto subito, ecco, forse io ho tantissimi amici adesso ancora che qualcuno purtroppo anche perso anche a causa di altre tempeste, però ecco, io mi dico, se puoi rallenta un po', che male non fa, andare piano, vivere la vita un po'. Il camminare alla fine ti ha fatto capire questo. Sì, cioè che camminando si è da soli, anche con la moglie, è insomma, tutto più però bello, è tutto piano è tutto più bello, andiamo un po' troppo veloci, via. Ora anche col camper piano vado, non è che si può fare 90, più manco. Esatto. Grazie Andrea per essere venuto a trovarci, trasmissione, so che avrai altri appuntamenti, insomma ti ho rubato anche al vero palcoscenico, che alla fine credo che non sia la televisione, perché tu hai voluto specificare qual è, ma l'incontro con la gente, magari presentando, ecco, grazie a Gian Domenico che ci ha fatto mettere in onda questi libri, perché di incontri non te ne mancano. No, anche gente, stasera insomma. A Clout. Sì, allora ti lascio andare. Non è dietro l'angolo, è esattamente da Tavagnacco. Grazie mille Andrea e buonasera. Buona vita a te e buona vita a tutti. Fatelo vostro, buona vita. Grazie mille, Grazie. Arrivederci.